che fa l'ospite. Il telefono sto qua, no? Allora, l'argomento delle ricostruzioni storiche dell'archeologia sperimentale è un campo affascinante che permette di testare nella realtà le varie teorie che ci sono sulle imbarcazioni scomparse. Come diceva Saverio, all'estero come al solito sono avanti anni luce, hanno ricostruito vascelli di 50 metri, navi vichinghe, chi più ne ha più ne metta. In Italia fortunatamente non si è ancora fatto niente. Dico fortunatamente perché quel poco che ho visto, anche solo in progetto, non sto dicendo Bucintoro, chi è che ha detto Bucintoro? Fa tremare i polsi, perché proprio viene a mancare, qua lo farò vedere, tutta la parte dell'origine del lavoro. Cioè non si può fare un lavoro di ricostruzione storica se non è basato su tutto ciò che ci è arrivato dal passato, altrimenti si fanno delle verissime cose con quello spirito meraviglioso che ci accomuna dell'improvvisazione, prima faccio dopo penso. Questa è la cosa comune, ideale, per cui stress niente, imparto meno che meno, eccetera eccetera. Alla Confartigianato per scegliere un'imbarcazione da costruire all'interno del corso tenuto da Matteo Tamassia, di fare la seconda ricostruzione dopo la gondola che avevamo fatto, la gondola settecentesca, proprio finalmente per poter vedere nei canali veneziani, invece delle solite gondole finte di cartone che si vedono a volte in regata storica o per le ricostruzioni cinematografiche, vedere finalmente delle barche che avessero un minimo di base scientifica. Allora, naturalmente questa è la gondola che avevamo fatta precedentemente e vedete appunto la linea abbastanza diversa rispetto appunto a quella che vedete qua alle mie spalle e a quella successiva, quindi un ferro di prua molto grande, uno scafo molto lineare. Invece appunto il nostro lavoro è cominciato dalla ricerca delle fonti. La ricerca delle fonti è importante perché vanno esaminate tutte le fonti che possono essere l'iconografia, quindi vedete anche rarissime incisioni dove si vedono le gondole e altre imbarcazioni che fanno da corteo al Bucintoro. Questa è una rara incisione del Canal Grande e non credo sia una licenza del pittore il fatto che fossero così pieno di imbarcazioni, e si vede appunto questa gondola antica che non ha ancora i ferri, che ha ancora una struttura diciamo a barchetta. Successivamente per esempio c'è questo quadro molto interessante che c'è al Museo Storico Navale di Venezia, che rappresenta l'arruolamento delle milizie, e si vede appunto oltre le galeazze, le galee grosse dove prendono posto gli armati che vengono stipendiati, si vedono queste bellissime gondole cinquecentesche, simili appunto a questa. Vedete ancora il felze molto semplice, formato come qua vedete da due archetti con delle mazze, con dei bastoni. Il gondoliere soprattutto vedete non ha tutto il complesso sistema di soralai dove appoggiare i piedi, però ci sono già i due trastolini davanti che sono in legno naturale, e il ferro comincia comincia a svilupparsi da semplice protezione della prua, come nei sandoli per esempio dei Bragozzi, comincia a salire verso l'alto e a prendere questa forma particolare, che dopo vedremo una volta finita ha un sacco di significati, però in realtà nasce da delle cose molto più semplici. Fra i vari appunto illustratori, incisioni, questo qua di Vecellio che mostra appunto le novizze portate in barca. Anche qua si nota appunto le coperte che sono ancora tonde, come vedete qua nella barca vera, non è ancora nato lo spigolo che caratterizza la gondola, la forcola molto rovesciata in avanti, quella di poppa a due morsi come si vede qua nell'incisione di Franco, vedete, e anche qua interessante, vedete il ferro comincia già ad aprirsi a ventaglio, quindi da semplice lama comincia ad aprirsi. I denti che erano prima i veri chiodi che trattenevano il ferro invece adesso sono saldati al ferro stesso, quindi cominceranno a diventare quel pettine che conosciamo. Particolare molto interessante è la ferramenta del timone di poppa. C'è sempre la femmina del ferro di poppa che si trova ancora all'inizio del Novecento, c'erano ancora delle barchette che avevano ancora la ferramenta del timone. Anche questa qua è stata esaminata, appunto confrontata, tenendo naturalmente conto che il disegnatore comprime le immagini. Vedete che chiaramente le proporzioni non possono essere prese
direttamente dal quadro. Perfino a questo Bruegel, per esempio, a Monaco, in uno stranissimo paesaggio nordico, c'è una piccola gondoletta che se ne va da sola, vedete, sempre con le stesse caratteristiche, no? Bellissimi i dipinti di Heinz, il giovane. Qua siamo a Murano, a una bellissima festa, e c'è una grande quantità, vedete, di gondole di tutte le fogge, però appunto accomunate sempre da questo ferro che adesso vedete si sta proprio ripiegando verso il basso e darà forma alla pala attuale. Dietro ci sono bissone, peote, come una grande peota qua, una bissona lì nello sfondo. È interessante, che merita un viaggio fino a Malamocco, vedete questo dipinto che è un ex voto, che rappresenta una famiglia evidentemente ricca che sbarca dalla gondola dopo aver preso un colpo di bora, possiamo dire, in laguna, una grande sciroccata. Vedete, i gondolieri sono spaventati, i gondolieri sono quelli scalzi, invece i nobili sono quelli altri che sta scendendo dalla gondola, e questo è un grande quadro che può essere chiaramente un ex voto, però ci permette di intravedere la gondola. Vedete il ferro di poppa che è nascosto dietro, quello di prua, e il felze con il caratteristico anche con questo legno che vedete lateralmente, che è questo, vedete, questo qua che poi diventerà il Pusiol. Era questa sbarretta inclinata che poi diventerà il Pusiol. Ecco qua, per esempio, per capire la precisione di un autore bisogna guardare nei dettagli. Se guardate appunto come è fatta la forcola, capite chiaramente, vedete proprio le sfaccettature fatte col ferro a domanichi, quindi chiaramente questo la barca ce l'aveva davanti ed era un ottimo osservatore. Particolare interessante, vedete il ferro, abbiamo fatto un po' fatica a fare queste foto perché è una posizione scomoda, e il cappello del gondoliere che se ne sta andando nella laguna in tempesta. Di fisico di queste barche qua non è rimasto nulla, è rimasto solo 2 monconi di ferro che, essendo appunto uno è al Museo Correr, un altro all'Ente Gondola, che sono stati rilevati accuratamente e sono serviti ad Hervas per fare queste ottime riproduzioni che poi vedete qui sulla gondola, naturalmente optando per un materiale moderno per ovvie ragioni di uso. Questo qua è l'unico pezzo di gondola antico esistente e difatti è in deposito invisibile ai più al museo. Vedete, qua ho cercato di sovrapporre il rilievo che abbiamo fatto del ferro al dipinto e devo dire che la corrispondenza è abbastanza buona, proprio si vedono proprio questi denti arrotondati, insomma è stato molto utile. Ecco qui un po' una tavola di sintesi dove appunto si vede come dalla barchetta carpaccesca piano piano il ferro, ricordate il dipinto del Moro del Museo Navale, poi la pala che si allarga e anche la poppa cambia un po' meno, diciamo. Ecco, in questo secolo il ferro di poppa e di prua era perfettamente simmetrico. Allora abbiamo detto iconografia, oggetti di archeologia navale, e l'altra cosa invece molto interessante sono i manoscritti navali. I costruttori, i maestri d'ascia, anche se apparentemente così a prima vista non sembrano estremamente accurati, eccetera, lavorano con molta precisione, solo che non lavorano con i disegni come noi li conosciamo, ma hanno dei taccuini di appunti e il sesto, come tuttora adesso fanno i tramontini. Una mezza paginetta è già sufficiente per avere tutte le misure disponibili della gondola. Al massimo c'è il profilo dello scafo laterale. Questo è la trascrizione di questo manoscritto di Teodoro De Niccolò, che è alla Marciana di Venezia, che descrive in pochissime frasi e finisce dicendo: ti ho le misure qua sotto che ti mostra il tutto per ordine. Quindi secondo lui questo è sufficiente. Se uno lo legge però dal cavo del sesto da poppa P3 manca una quarta, non è che capisce, però piano piano le misure vedremo poi nel caso successivo, vanno tutte quante a comporre questo mosaico e alla fine la barca viene fuori. La gondola di Teodoro De Niccolò è una gondola molto corposa, tant'è vero che ho voluto far vedere, vedete la sezione della gondola di De Niccolò, che è quella in blu, che addirittura è più grande ancora della Disdotona. E forse queste sono le imbarcazioni che vengono citate in continuazione nei testi navali antichi,
Per esempio il Marin Sanudo nei suoi bellissimi diari parla di queste gondole che sono in mare aperto e portano 11-15 uomini eccetera, e quindi probabilmente erano delle barche diverse dalle gondole che noi vediamo a Venezia, ma d'altra parte di gondole c'erano varie misure, per cui c'erano quelle più sottili e quelle più larghe. Un altro disegno interessante fatto dagli stranieri, sono gli stranieri sempre quelli più accurati nelle riproduzioni, perché loro hanno l'occhio vergine e quando vedono qualcosa ne sono molto interessati rispetto a chi ce l'ha sotto gli occhi, no? Quindi non è tenuto a rilevarla. Questo è Witzen ed rappresenta la gondola, è sempre un disegno di scarsa qualità, ma se uno lo sa osservare vedete per esempio la sonta fra il sercio e il nombolo, le simonelle, il rinforzo nella posizione della voga, la sezione tradizionale, la sezione trasversale, e qui, vedetela in alto, nasce il Soralai. Naturalmente è come tutte le incisioni, è un'incisione speculare, per cui il Soralai lo vedete nella posizione sbagliata, perché chi aveva il disegno davanti copiava sulla lastra, la lastra è uno stampo, per cui è un timbro e va riprodotto lateralmente. Se volete posti ci sono in avanti, prego. Questa qua è un altro autore, questo è un altro autore che riprende il disegno di Witzen, vedete, e anche qua in mezzo a velieri nordici eccetera c'è una gondola molto bene rappresentata sia in profilo che in pianta. Vedete qua il dettaglio, qua l'ho raddrizzata speculando e vedete che a poppa nasce il Soralai, vedete che c'è già quella piccola pedana che allarga la posizione di voga, e abbiamo provato a esaminarla ed effettivamente devo dire che i dettagli sono molto interessanti. Accenno leggermente, ci sono i fori del felze, vedete i 4 fori del felze, le castagnole ai lati del trasto centrale, si vede la colomba del fondo e secondo me nasce la simmetria. Io ho raddrizzato il disegno, telefono, la coperta è a spigolo, vedete che lui rappresenta la caenella già trasversalmente, quindi già una gondola abbastanza matura. Le ordinate sono a brassada, quindi in questo piccolo disegnetto così sono contenute una quantità di informazioni veramente interessanti e tutte perfette. Vedete il trasto che poi diventerà il trasto grando, che è ancora piccolo, il trasto grande, poi diventerà sempre più largo, il trasto piccolo che poi si salda. E poi interessante, vedete qua il Soralai. Quindi questo disegno è stato speculato, raddrizzato e secondo me vedete questi 6 cm,73 è la nascita della simmetria, che è proprio a poppa, quindi nella posizione dove tuttora adesso è il massimo disassamento. E questo secondo me è retrodata di almeno 2 secoli rispetto appunto alla nascita che viene data sempre dell'800 della simmetria. Vado avanti velocemente. Questo è un altro manoscritto conservato a Londra, è di Stefano De Zuanne, anche questo è molto bello. Qua ancora meno, in meno di metà pagina, viene rappresentata a proporzione di 2 battelli bellissimi di una gondola. Anche qua il testo, vedete, molto piccolo, da un pizzo all'altro sono 30,5, bocca piedi 4, eccetera eccetera. Lui prende le 4 misure come un sarto, prende le misure del corpo umano e con quelle sono sufficienti per fare un vestito perfetto, non è necessario fare scansioni, cose varie. Questa è la trascrizione del testo, vedete, pochissimo, sono 12 righe totali sufficienti per fare la barca. E poi lui sottolinea ancora, quasi con uno schiaffo morale a noi ignoranti, dice: le altre cose necessarie sono bagatelle da non scrivere, poiché ogni maestro facitore può sapere e vedere come e dove vanno aggiustate. Quindi dice: se non ti capisci è colpa tua, perché non si sa le cose. In più dice: e poi i miei colleghi dell'Arsenale di Venezia che non vogliono capire, anche se vi ho fatto vedere come si traccia la sezione della galea, perché lui appunto si dilunga sull'architettura navale, dice: alcuni progettisti e costruzioni sono come gli rabbini che conoscono il bene ma non lo vogliono abbracciare, no? Dice, come gli ebrei che conoscono la stavo divertendo. Che dava sul campo spinato. Esatto. E non lo vogliono abbracciare. Questi sono piccoli segnali, secondo me, all'interno dei manoscritti che vi danno l'idea se chi sta scrivendo quelle cose ne sa, perché spesso questi taccuini poi sono riscritture di riscritture, sono i famosi zibaldoni dove uno metteva tutto quello che trovava, visto non c'erano testi che parlavano di queste cose. Ecco il risultato, vedete, ogni frase in blu è una frase di quella mezza paginetta
e in cerchietto sono le misure che vengono marcate. La gondola funziona tutta, c'è solo una piccola incertezza a poppa sull'altezza della poppa, però è una gondola più elegante, un po' più svasata, vedete le sezioni, qua purtroppo si vede molto male, però vedete l'entrata di prua è molto avviata, no? Rispetto adesso che l'ordinata centrale viene riprodotta fino a prua. Invece nel passato, sì, anche precedentemente, anche le ordinate di prua avevano lo spanto, per cui proprio l'invito era molto più fine di prua come struttura. E questo qua è il lavoro che abbiamo fatto, appunto, confrontando allora Teodoro De Nicolò, Stefano De Zuane, tutti i manoscritti, tutte quante le cose. E poi siamo arrivati al progetto, vedete, questo qua è Teodoro De Nicolò, di cui abbiamo però ristretto la sezione centrale perché, come dico, l'originale è più grande ancora della Disdotona. Di grande aiuto secondo noi è l'uso della barca, perché appunto il fatto di dover ospitare 2 persone sedute, più 2 davanti, più il vogatore eccetera, ci costringe a lavorare dentro una gabbia ben precisa di misure, e questo è stato di grande aiuto per evitare insomma di sbarellare fuori. Questo è il progetto che è stato dato appunto a Matteo Tamassia, che poi appunto con i ragazzi ha fatto l'imbarcazione, ma prima abbiamo voluto insegnare anche il sistema grafico tridimensionale per verificare lo scafo, vedete? Anche questa qua è la versione digitale dello scafo, e perché il mio parere è che bisogna integrare sistemi antichissimi con sistemi modernissimi. Lo dico sempre a Saverio, non esiste l'artigiano da presepio, quello che taglia il legno eccetera, che non sa di cose eccetera. L'artigiano è uno bravissimo a lavorare con l'ascia che è la stessa di 500 anni fa, ma che sa anche di tecnologie moderne. Vado velocissimo. Abbiamo fatto il modello, questo è il modello della barca che vedete qui dietro di me, con le proporzioni dell'omino, la struttura del felze, la prova di navigazione, vedete, quindi abbiamo messo il modellino in acqua per vedere poi se corrispondevano, se l'acqua, vedete, tocca giusta la forcola di poppa e il pizzo dell'asta, la paletta del ferro di prua, questo qua, e qua siamo noi vestiti da pagliacci che stiamo giocando alla regata storica. Naturalmente anche questo qua, io sto scherzando, ma anche i costumi fanno parte di una ricerca scientifica. Possono essere fatti come il Carnevale di Venezia con le bambolette con le cose noleggiate, se no uno può fare una ricerca storica proprio sui costumi. Quindi non è quello che facciamo, ma è come lo facciamo che fa la differenza. Questo per me è importante, e tutto questo va fatto prima di fare il lavoro. Moltissime persone mi dicono: cosa te pare? Sì, ma se mi chiami dopo il lavoro è già fatto. Tutto questo lavoro va fatto prima di agire. Questo qua è sempre la gondola di navigazione. Il prossimo passaggio, speriamo, se ci daranno i soldi per fare un altro corso, potrebbe essere questo qua di ricostruire la più antica gondola di cui abbiamo notizia, che è quella carpaccesca, quelle bellissime eleganti barchette che si vedevano nei teleri del Canal Grande. E anche in questo caso guardate come sta sciando il gondoliere, questo qua sotto, ha le mani in posizione giusta, e questa è una cartina al tornasole che questo qua ce l'aveva davanti il gondoliere, ed era un ottimo osservatore. In questa gondola si saliva e si scendeva di prua, era una specie di mezzo da sbarco, si affiancava la prua, il nobile scendeva sulla zenia, che è bianca, la vedete là come negli alberghi di lusso, e quindi se Matteo è d'accordo e se ci darà i soldi, sarebbe il caso di la prossima volta completare questo panorama storico facendo anche questa gondola 4-500esca di cui vedete il modello eccetera. Tutto il resto naturalmente lo trovate o sul nostro libro della gondola o sul nostro sito in internet. Grazie.